possibile, guarda. Poi lamentati che non parlo mai con te, non parlo mai con l'operatore, ma cosa vuoi che ti dica? Siamo rimasti a piedi, siamo nella campagna, sento una musica strana, dove siamo non si sa, andiamo a vedere che succede, ma soprattutto andiamo a vedere che è sta musica. È una danza, buffo, birra e mi si gonfia la panza. In realtà io scherzo perché so benissimo dove siamo, siamo nella casa dei Tre Sardi, dove loro provano i loro spettacoli, dove loro praticamente vivono, e io approfitto con la speranza che ci diano una mano, perché a piedi siamo rimasti a piedi sul serio. Seguimi, seguimi. Siamo a casa, sì, siamo proprio a casa dei Tre Sardi. Ciao, sono rimasto a piedi con la macchina, scusate, cosa? Non vi credo, Ma che Giuliano, ma no, Ambra Pentore, ma che, come Ambra Pittore, ma sei scemo, scusa, Ambra Pittore, ma c'è la faccia di uno che si chiama Ambra con Pittore, i capelli corti. ah, ecco, Lui è Paolo Bonolis. allora, siamo a casa dei Tre Sardi, ragazzi, ho un problema. Tu ne hai più di uno di problemi. Ho un problema grandissimo. Oh, Cindy Martin. Ascolta, ragazzi, ho un problema. Là ti sei rotto la macchina, cosa è successo? Umberto, mi devi dare una mano. Mi si era Anche a te. Non basta. Chi ha dato una mano? No, così. Complimenti per la. Oh, complimenti per la piscina. Allora, no, naturalmente scherziamo. Siamo a casa dei Tre Sardi che stanno provando il loro spettacolo. Non ci siamo messi d'accordo. No. No. Abbiamo inventato sta cosa della macchina a rota. La macchina rotta. A proposito, è vero. dal Mercedes. Sì. Sì. Allora ti sei rotta la Mi macchina. si è rotta la macchina, no, è tutta un'invenzione. In realtà siamo qui per parlare con voi, approfittare anche per conoscervi meglio, perché non vi conosciamo abbastanza bene. Va bene. Fatti tuoi no, eh? Io ti dico che no, che sono contento di non conoscerti, però Come eri contento di non conoscermi? Ma cosa stai dicendo? facciamo questa intervista. Ma questo è il vostro spazio dove voi giocate, lavorate, provate, montate. Il parco giochi. Il parco giochi di Tre Sardi. Montate un po' poco. A parte con la regia, insomma, per il resto un pochino po'. Montate, infatti parlavo di video, perché comunque vi occupate anche di video ultimamente. Beh. Come? Alla grande! Qua facciamo l'onde beach. Sì, ci fa on the beach. Un saluto a Paul De Santi alla grande. Sexy bar on the beach. Amico Corrado Fumagalli alla grande. Sulla TV piccante. Un appello a tutte le amiche e gli amici che vogliono fare sex bar con noi, con la mascherina in piscina. Stiamo facendo una nuova produzione pornografica che andrà in onda dalle. Vabbè, parliamo di cose serie. Il pornale. Allora, Tre Sardi, una grande stagione quella di quest'anno. È andata bene. Ti dico qualcosa di più, perché io vedi, ho fatto il cappello, una bella stagione quella di quest'anno, e tu dovresti iniziare a parlare e dire sì, è andata bene, perché trick e track, eccetera, eccetera. Bella stagione quella di quest'anno. Trick e track, eccetera. No, voglio dire, la nuova formazione, per cui era importante quest'anno, era quasi un nuovo esame. Questa nuova formazione con il terzo dei fratelli, Graziano. Più sfigato, tra l'altro. A essere entrato forse. Più sfigato tra i fratelli. Non lo so, non direi, adesso aspetta un bambino per cui. Aspetti un bambino. Sì, a gennaio, fine gennaio. Cioè, sei il primo uomo che aspetta un bambino. No, il primo uomo no, il primo dei Tre Sardi magari. Sì, di volte sì. Ecco, per voi, buonasera a tutti e bentrovati nello spazio di Tresoras con Meta Shopping. Solo Tresoras per presentarvi un nuovo prodotto rivoluzionario, favolosissimo, importantissimo, utilissimo, piacevolissimo, issimissimissimo, che cambierà totalmente il vostro look. Sì, Devo fare i complimenti per i lavori che state facendo, perché poi noi in realtà ogni tanto veniamo qua a trovarli e stanno facendo un lavoro, direi, abbastanza particolare, perché il presentare comunque la canzone sarda proprio, insomma, non è una cosa molto semplice. Prima vi siete proposti con i
canti a tenore e adesso con invece canti a chitarra. Non è molto, cioè quanto ci hai studiato, quanto avete studiato per fare poi questa cosa? Per il momento ci stiamo provando quasi 2 anni, che andiamo a lezione 2 volte alla settimana, 3 ore a lezione a Usini dal buon Bazzoni, Tino Bazzoni, che sta facendo uno sforzo clamoroso, anche perché questo genere di canto, come un po' tutte le cose tradizionali, o le hai vissute, dunque ce n'è nel sangue, oppure veramente devi raccogliere quello che gli altri hanno imparato e assimilato in 20 anni, 30 anni che ascoltano queste cose. Il canto cudolese è affascinante, molto affascinante. Ma è un po' il ripercorrere in qualche modo le stesse esperienze, perché siete stati anche prima, quando facevate i canti a tenore, siete andati a studiare poi. Però la differenza è che mentre per il canto a tenore c'era già una passione così per questo genere di canto, qua invece l'esatto contrario, perché il canto cudolese nessuno di noi l'ha mai ascoltato, e ti dirò che in certe occasioni quando lo si ascoltava, perché non lo si capiva, non lo si apprezzava. Per cui sembrava questa nenia un po' lunga, un po' noiosa. Invece andando a scavare, a ascoltarlo ben attentamente con i consigli di chi lo fa per mestiere come Bazzoni, abbiamo imparato ad apprezzarlo e a riconoscere che alla fine è anche più difficile del canto corale, assolutamente, nella metrica, anche molti musicisti che abbiamo amici in comune, che Uccio Soro ad esempio, il padre è un appassionato, Uccio è un grande musicista, è uno che conosce bene la musica, e anche lui riconosce questa particolarità del modo di cantare il canto logudorese. Ci vuole una grande estensione di voce, c'è un modo di respirare particolare, un modo di avere diaframma particolare, ci vuole un timbro particolare, non è facile. Gigi, mai ascoltato in vita sua, e a 2 anni è riuscito a fare una piccola imitazione, che poi è quello che portiamo in scena. L'apparenza è una danza che si balla in latenanza con prudenza ed eleganza, è un discreto movimento d'avanza. L'apparenza è una danza, buffo, birra e mi si gonfia la panza. Die pro die.